Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del mattino del nostro audio video giornale. Dunque andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore da queste parti. Ancora disagi alla circolazione ferroviaria in Friuli Venezia Giulia, questa volta un guasto all'altezza della fermata di Ronchi dei Regionali Nord ha bloccato la circolazione tra Monfalcone e Udine via Gorizia. Un regionale veloce per Venezia Santa Lucia ha riportato un ritardo di 65 minuti, mentre un regionale per Trieste Centrale è partito da Udine con quasi 15 minuti di ritardo. Attivisti Novax ancora in azione, preso di mira un hub vaccinale del quartiere di San Giovanni a Trieste, solite scritte con spray con frasi deliranti contro il sistema, in corso gli accertamenti di legge da parte delle forze dell'ordine. Sotto esame le telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'azione teppistica per risalire agli autori. E adesso andiamo in regione con un servizio Mondo del Lavoro, andiamo a sentire l'assessore Rosolen. Assessore Rosolén, la Regione Friuli Venezia Giulia propone l'edizione 2022 di Attiva Giovani con novità importanti rispetto al passato. La novità più importante è che ci sono 59 soggetti del territorio regionale che si occuperanno di progettare e attivare tutta una serie di attività a disposizione di quelli che vengono in maniera ampia definiti NEET, ossia giovani tra i 18 e i 30 anni che non studiano e non lavorano. È, come ho avuto modo di dire, l'assunzione di una responsabilità condivisa da parte di soggetti che non avrebbero come loro fine primario l'educazione dei giovani e quindi in particolare gli enti delle formazioni e le scuole, ma anche di tutti i soggetti presenti sul territorio, associazioni di categoria, cluster e altre ditte private che si mettono a disposizione di questo territorio per recuperare e dare possibilità diverse ai ragazzi. La misura è incardinata nella legge sulla famiglia. È incardinata nella legge sulla famiglia proprio perché si tratta di una responsabilità condivisa che deve dare risposta ai giovani del nostro territorio. Sono 1.800.000 euro a valere sul bilancio regionale per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, ma ripeto, il dato più importante è la proattività di comuni, enti, associazioni, istituzioni, enti di formazione che mettono a disposizione le loro sedi, il territorio, la conoscenza per radicare un senso di appartenenza nei ragazzi e costruire un'identità che parte dalle cose concrete del nostro territorio. Infine, non si tratta di una formula statica, ma cercate anche di trovare una maniera più accattivante per avvicinare questi ragazzi che non studiano e non lavorano. Questo spetta ovviamente agli enti di formazione che sono i capofila del progetto, ma ecco, la finalità non è semplicemente il trasferimento di nozione o un'attività semplice di formazione, è proprio far sentire qualcuno parte della comunità nella quale vive e a conoscenza di quelle che sono le opportunità che la comunità gli riserva. Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione, non resta che augurare a tutti voi, gentili amici e gentili amiche, un cordiale proseguimento di giornata, le ulteriori news sul nostro sito friulitv.net.